Ah, che bello! Potere al popolo! Sammy! Parapapà! Bidi bodi buppa parapà, bidi bodi ye paparapà. Puro territorio! Dalle 12:30 la rivoluzione è appena iniziata. Buon divertimento su RPL. Va ora in onda Spazio Più. Buonasera, Spazio Più, professionisti imprenditori liberi su RPL, la tua radio, il consueto appuntamento. Quali professionisti liberi? Quella con Impediti Uniti, professionisti impediti e uniti. Vabbè, a fianco a me è il presidente dei professionisti imprenditori uniti, Sua Eccellenza Mimmo Magnetta. E collegato con noi abbiamo l'amico storico del Più, Carlo Persano. Buonasera a tutti. Vabbè, poi vi annunceremo l'ospite che già sta mormorando al telefono. Prima però dobbiamo fare una cosa che anche il nostro ospite sicuramente apprezzerà, come tutti i nostri ascoltatori apprezzano da anni, e il ricordo di un giorno che non è come gli altri, è del 10 febbraio, il giorno del ricordo. Cosa si ricorda? Si ricorda la tragedia immensa della cessione di una parte del nostro paese, la parte migliore, Istria, Fiume e Dalmazia, alla Jugoslavia, e soprattutto la pulizia etnica perpetrata dai partigiani slavi comunisti di Tito, con l'aiuto dei partigiani comunisti italiani, che hanno fornito armi e supporto e anche soffiate agli uomini di Tito, che, cominciando ad assaltare le caserme della Guardia di Finanza, che era la guardia di frontiera dell'epoca, e le forze armate italiane, andarono poi a far pulizia della popolazione civile, soprattutto donne, vecchie e bambini che abitavano in Istria, Fiume e Dalmazia, facendo una cosa molto semplice. Siccome bisognava risparmiare, perché i proiettili costavano evidentemente, per un italiano sprecare un proiettile per gli uomini del maresciallo Tito era troppo, si legavano tutti con dei bei braccialetti di filo di ferro, si sparava al primo, si buttavano in delle cavità molto profonde chiamate foibe. Se la città in questione, il luogo in questione, abitato a maggioranza italiano come gran parte della Venezia Giulia, non offriva questa bella cosa, si faceva? Nel caso di Zara si replicava la stessa cosa, però con un bel sasso legato. Il primo andava giù e poi si trascinavano tutti gli altri a mare. La cosa bella è che però qualche italiano si abbracciava il malcapitato milite Titino di turno e se lo portava dall'altra parte, come uno degli eredi della Luxardo, il maraschino di Zara. Pensate un po', le famiglie italiane che stavano là da sempre, perché, come dice un grande scrittore di cui non mi ricordo, in Istria anche le pietre parlano italiano. È una ferita che fa male, una ferita che purtroppo viene continuamente resa viva da certa parte dell'estrema sinistra, che nega che sia successo. Ci sono persone che a sinistra dicono che erano italiani che inciampavano camminando durante il 43, 44, 45 nelle varie cavità dell'Istria, oppure che no, era un errore, gli italiani là non hanno mai abitato, per sbaglio erano là di passaggio, c'era anche il fascismo, quindi figuratevi. Oppure l'ignoranza dell'attuale ministro degli esteri del governo dimissionario Di Maio, che è andato in Slovenia e non ha minimamente ascoltato la minoranza italiana, i pochi italiani rimasti. C'è Radio Capodista che rischia la chiusura, e che noi abbiamo ospitato più e più volte il buon Stefano Rusa, e persino l'onorevole che rappresenta la minoranza italiana, l'onorevole Felice Ziza, non è stato minimamente ascoltato dal ministro Di Maio, che da grande ignorante è andato a Lubiana, ha promesso seggi, ha promesso palazzi alla minoranza slovena in Italia. Pensate un po', la Slovenia giustamente mette in primo ordine nella sua agenda la tutela della minoranza slovena in Italia. Il ministro Di Maio non sapeva nemmeno che esistesse una minoranza italiana e slovenia, e forse non sa nemmeno che esiste Capodistria, Pirano, Isola d'Istria nel caso della Slovenia, città che erano italianissime e c'era ancora una folta minoranza italiana.
E visto che parliamo di questo, abbiamo il nostro gradito ospite che ve lo presentiamo, il senatore William De Vecchis, che si è occupato anche di queste tematiche che a noi stanno molto molto a cuore, quindi delle terre, degli pochi italiani rimasti vivi dall'altra parte, quindi Gorizia, Trieste, Capodistria, Pirano, Parenzo, Abbazia, Fiume, Zara, Pola. Sono città italianissime davvero, e tra le altre cose in quasi tutte le città italiane c'è stato un campo profughi di istriani che erano costretti a scappare da casa loro, hanno perso tutto, e tra cui sia a Roma il quartiere Giuliano Dalmata. Io ricordo a Vicenza, dove sono nato, il quartiere San Pio X nasce dalle baracche in cui erano ospitati gli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia. Senatore. Eccoci, buonasera. Guardate, vi voglio raccontare una piccola cosa che mi è successa in questi istanti. Ero al Senato, ho incontrato Matteo Salvini, che era appena uscito dall'incontro con Draghi e dalla successiva conferenza stampa nella quale ha spiegato le linee politiche della Lega. Mi ha chiamato, ha detto: Guida, domani esce un mio articolo sulla mozione che abbiamo presentato, che ho proposto a Matteo, che ha firmato quel primo firmatario, per togliere l'onorificenza al maresciallo Tito. E questo lo dico perché in un momento storico così importante Matteo Salvini ha avuto un pensiero per i martiri delle foibe e per tutti gli esuli, in un momento in cui stava discutendo l'entrata o meno in questo governo, una sensibilità che mi ha lasciato sorpreso. Domani uscirà questo articolo di Matteo Salvini, poi ve lo girerò, dove noi ribadiamo l'importanza della nostra mozione, perché chi ha ucciso italiani perché colpevoli di essere italiani, scusate il gioco di parole, non può avere un riconoscimento della Repubblica Italiana, è il minimo, credo. E quindi domani uscirà, poi spero quanto prima di discutere questa mozione per riportare una giustizia anche etica, culturale e morale nei confronti di chi è stato ucciso. Domani sarà una giornata importante con molti parlamentari della Lega, soprattutto del Lazio. Io sarò presente per esempio domani a Santa Marinella, dove è stato intitolato una piazza a Norma Cossetto che è stata contestata dall'ANPI, quindi domani andrò a Santa Marinella per difendere questa piazza, diciamo, culturalmente parlando. Poi faremo il giro sia all'Euro che ad Acilia, dove ci sono stati i quartieri, ci sono i monumenti nei quartieri, come dicevi tu, dei profughi di Istria, Fiume e Dalmazia. Quindi un atto importante. Ringrazio Matteo Salvini per la sensibilità, soprattutto in un momento così delicato per la politica italiana. Veramente un gesto importantissimo, a mio avviso. Beh, Ci siamo. come è importante anche il gesto che tu farai giovedì venendo a Piazza Montecitorio, non per entrare nel Parlamento, anche perché tu stai a Palazzo Madama, ma per venire a portare la tua solidarietà, la voce appunto a tutti gli ambulanti, a tutti i giostrai, i fieristi, i tassisti, i balneari, insomma tutta quella fetta molto importante delle partite IVA che appunto manifesteranno giovedì mattina davanti appunto in piazza Montecitorio. Appunto tu sarai uno dei presenti, vero? Certamente sì, ma non solo perché ritengo giusta questa battaglia, ma perché ritengo giusto ascoltare e incontrare tutte le categorie che in questo momento così particolare soffrono più del dovuto, perché questi sono sicuramente argomenti che ci hanno interessato anche prima della crisi Covid, chiamiamola così, perché siamo sempre stati vicino a queste categorie che meritano di essere ascoltate e soprattutto di essere apprezzate per il lavoro che tutti i giorni portano sul nostro territorio. Quindi un atto che ritengo importante sia quello della presenza. Anzi, io se mi permetti vorrei ringraziare dell'invito, ma soprattutto veramente dell'affetto che tutte le volte che ci incontriamo mi dimostrate. Forse è un affetto sicuramente personale che mi fa piacere. Non lo so se a livello tecnico merito, perché ancora non abbiamo risolto i problemi, però sicuramente li stiamo affrontando e spero con un nuovo percorso politico, ora vedremo quello che succederà nei prossimi giorni, potremo essere ancora più utili nel portare questa che io chiamo giustizia sociale, una categoria che a mio avviso ha più categorie che a mio avviso sono state più trattate in questo ultimo periodo storico. Senatore, sì. Ora però io sono l'addetto alle domande cattive. C'è la Stampa, per carità, Repubblica, Corriere della Sera che tessono lodi, tante belle cose, tuttavia noi ci facciamo i giri nei mercati, abbiamo i nostri tesserati dei professionisti imprenditori uniti,
poi soprattutto anche chi vi parla, che è molto perplesso sull'operazione. Molti dicono come siamo passati da prima gli italiani a prima i rettiliani, parlando almeno di Draghi. Insomma, come spieghiamo alla base questa operazione? Perché sinceramente, sottoscritto compreso, non riusciamo a capacitarci. Allora, partiamo dal presupposto che non ci mandano al voto almeno per il prossimo anno. Il ragionamento, anche sentendo le parole di Matteo Salvini, sono state quelle di prima salviamo il paese, ritorniamo a vivere, e poi si parla di quella che è la normale politica, politica diciamo così, tra virgolette, ideologica. Ora io sinceramente non è che sono felice di andare al governo col PD, anche per questa mia storia culturale, però ad oggi vi dico anche, io sono anche non felice di ascoltare tutti i giorni situazioni di lavoratori, di aziende che soffrono perché non c'è un rilancio economico, perché non c'è una sicurezza per il futuro sotto l'aspetto lavorativo, non ci sono investimenti. Ora il ragionamento che abbiamo fatto tutti noi insieme è: prima salviamo l'Italia, quindi prima gli italiani ancora una volta, prima salviamo il sistema paese e poi vediamo quello che accadrà, perché io ho fatto un calcolo, oggi ho incontrato un imprenditore che mi parlava di uno studio che hanno fatto, noi rischiamo da qui al prossimo anno la chiusura di 1 milione, parlo di 1 milione di aziende. Facciamo il calcolo in negativo: ogni milione di aziende ha 5 dipendenti, facciamoci il calcolo di quante persone perdono il posto di lavoro. Possiamo rimanere inermi? Possiamo rimanere all'angolo? Questa è una domanda che mi sono fatto e mi sono risposto: prima gli italiani, prima salviamo il lavoratore italiano e io sarò a posto con la coscienza, ma credo come tutti i leghisti. Sì, prima salviamo il lavoro. Senatore Poi... William De Vecchis, fermo là. Tu sei appunto di Fiumicino, no? Sì, sì. In termini di vite lavorative annullate, quante... Allora ti dico, a che punto siete a Fiumicino? Allora, ti dico, ieri io ho incontrato i nazionali delle sigle sindacali del trasporto aereo. Noi abbiamo come fondi adesso per sopperire alla crisi, quindi al mancato introito di tutte le compagnie aeree, di tutte le aziende di handling e comunque di gestione degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, ma non solo, 22 milioni in cassa, che sono zero. Quindi noi abbiamo la possibilità di pagare gli stipendi solo per il mese di febbraio. Da febbraio poi avremo 30.000 persone dirette che non avranno lo stipendio. Con il crollo degli ultimi piccoli, come posso dire, spiccioli per fare investimenti, quindi tutto l'indotto. Con l'indotto arriveremo solo nel sistema aeroportuale, parlo solo aeroportuale, indotto diretto di 50.000 unità, solo nel mio territorio. Poi col crollo delle aziende di gestione dei bar, con le aziende di ristoro, perché se non ci sono i soldi, se la gente non ha il famoso stipendio, non si può permettere neanche la famosa, come si dice a Roma, pizza con la birretta, che è il pasto minimo a 18 euro. Quindi ecco che c'è un crollo economico, e questo raddoppiamo per tutte quelle che sono le attività nazionali e soprattutto per zone che deve essere, perché Fiumicino comunque è una zona che comunque sia al centro d'Italia, vicino a Roma, con un aeroporto importante, poi c'è Civitavecchia con il porto industriale, col porto commerciale. Sono zone che comunque hanno un introito già di base. Pensiamo nelle zone dove c'è già una depressione lavorativa, rischiamo veramente non centinaia, non migliaia, ma milioni di posti di lavoro, con il crollo di quello che è il PIL, ma soprattutto con un problema di tenuta sociale. Quindi noi ci troviamo di fronte a una crisi veramente senza precedenti negli ultimi 80 anni. Quindi abbiamo dovuto fare scelte senza precedenti. L'ultima domanda e poi mi taccio. Non a cuore leggero, non a cuore leggero. L'ultima domanda mi taccio, senatore. La base dei professionisti e imprenditori uniti è composta da buona parte di ambulanti che hanno avuto tutta una serie di schiaffi dall'Europa madre e matrigna, insomma, ognuno ha la sua prospettiva di vista, ma soprattutto una bellissima cosa chiamata Bolkestein. Ecco, sì. A gran parte della base dei professionisti e imprenditori uniti sembra che questo sia una specie di governo Bolkestein. Ecco, qua cosa succede? Rischiamo di trovarci la Bolkestein, l'applicazione di direttive strane. Cosa succede se la Lega si trova in minoranza rispetto a Italia Viva, Forza Italia e PD a far passare porcate nel caso in cui, ed è probabile che accadano? Cosa succederà? Ma io rispondo con quello che ha detto oggi Matteo Salvini, perché poi ho ascoltato con attenzione il discorso di Matteo Salvini. La Lega non accetterà politiche di austerità, quindi non accetterà politiche contro quello che è il lavoro e i lavoratori italiani.
A noi ci è stato garantito, sentendo le parole di Salvini, perché ovviamente io non ho partecipato ai lavori con Draghi, ovviamente non ero titolato giustamente, comunque lavoro, abbassamento delle tasse e rilancio soprattutto delle imprese. Se questi sono i punti che porterà avanti questo governo, che non ci darà il massimo appoggio della Lega. Su altre vicende noi le affronteremo di conseguenza, ma credo che una sentinella di politica all'interno di un governo che sta per nascere sia doverosa da parte della Lega. È un senso di responsabilità per rinascere, perché veramente dobbiamo rinascere. Dopo questa rinascita vediamo quello che accadrà. Ora io non so se questo è un governo di scopo, un governo tecnico, un governo politico, un governo che arriverà a giugno 2022 o a marzo 2023, questo io ora non lo so e non so rispondere. Quello che voglio invece dirvi è che dobbiamo arrivare ad agosto, perché se non riparte il sistema economico da qui a agosto-settembre noi rischiamo un'ecatombe sociale senza precedenti. Ce lo possiamo permettere? E io credo di no. Io credo che sia questa la volontà di Matteo Salvini, far rinascere l'Italia, e poi vediamo quello che accadrà, perché sinceramente le politiche depressive che ci sono state con il governo Conte non ci hanno portato a un miglioramento. Quindi ora noi ci prendiamo una grande responsabilità. Io quando stavo sentendo le parole di Salvini in TV, ero nella federazione di Roma, di via Bottego Scura, ho detto a un altro dirigente che ci stiamo prendendo una grande responsabilità. E non nascondo che ho avuto una certa paura, perché queste sono responsabilità senza precedenti, soprattutto per chi come me ha la prima legislatura. Cioè veramente qui come non mai abbiamo la vita delle persone, la vita reale delle persone nelle mani nelle nostre mani, e non dobbiamo sbagliare scelte, non dobbiamo fare errori, perché un solo errore può costare migliaia di posti di lavoro. Ora noi siamo preoccupati per la salute degli italiani e per il posto di lavoro degli italiani, per il lavoro. Ora queste sono le due priorità. Fatto questo possiamo tornare al voto, ognuno tornerà sulle posizioni ideologiche, partitiche e culturali del proprio schieramento. Ma ad oggi io vi dico, sono veramente preoccupato, perché incontro tutti i giorni sindacalisti di ogni categoria e i dati e quello che ci raccontano è preoccupante. Qui si parla di gente che comincia ad avere paura di vivere. E io ripeto, grazie a Dio siamo ancora una nazione che ha una possibilità di rilancio. Ora vedremo William, scusa l'interruzione, ti vorrei far fare una domanda dal nostro amico che appunto anche lui in collegamento. Lui è un imprenditore e ti vuole fare appunto una domanda. Ascoltalo un attimino. Buonasera William. Buonasera. Io mi chiamo Carlo Persano e ho un'azienda qui tra Milano, Genova e Bergamo. Io sono preoccupato di una cosa principalmente. Allora, condivido, premetto, il fatto che si sta andando incontro a una situazione veramente difficile. Lei citava le aziende che rischiano di chiudere. Fortunatamente la mia non è in quelle condizioni, però la perdita dei posti di lavoro invece si può anche prevedere e preconizzare dolorosamente, e dicono che ce n'è 1 milione a rischio di questi posti di lavoro. Quindi solo nel primo semestre. Esatto, quindi il fatto di dover fare qualcosa in emergenza era assolutamente necessario. Però c'è un però che secondo me il mio è un invito al quale io vi invito a porre la massima attenzione. In questi giorni, non so quanto durerà, sta passando un messaggio, il messaggio che c'è stato un ravvedimento in quelle che erano le posizioni nei confronti, le precedenti posizioni nei confronti dell'Europa, come se l'euro fosse stato una fonte di salute per tutte le aziende italiane, come se l'Italia non avesse subito prepotenze di tutti i tipi. L'ultima è quella dei Fincantieri, a cui è stato annullato un contratto. Oppure ricordiamo, tra le più eclatanti, quando vennero i cinesi a firmare 5 miliardi di contratti in Italia, fummo redarguiti dai soliti noti in Europa, e il giorno dopo, 2 giorni dopo, questo andò a firmare contratti per 30 miliardi, tanto per cominciare, in Francia, e non sappiamo quanti in Germania. Quindi prepotenze. Il fatto che l'Italia è sempre stata
lasciata sola di fronte al problema degli sbarchi, anzi non solo lasciata sola, ma criticata poi quando tentava di ridurre con un atteggiamento così più severo, tentava di ridurre le aspettative nell'animo dei popoli africani che pensavano che fosse facile venire qui. Ecco, io dico attenzione, perché sta passando questo messaggio, sta passando il messaggio che tutto questo non era vero, che era tutto sbagliato, e oggi viene quasi come rinnegato. Questo Deve. non so se mi sono spiegato. Sì, no, io questo lo comprendo, ma nessuno di noi ha fatto un cambio di rotta su queste politiche errate dell'Unione Europea, perché io ho sempre manifestato per anni, dall'inizio, ancora prima che venisse approvata la Bolkestein, perché l'ha sempre ritenuta una legge anti-italiana, soprattutto mal gestita dai governi che ci hanno preceduto. Nessuno rinnega questo. Noi stiamo tentando di portare avanti quello che noi abbiamo sempre detto, ossia di trasformare questa Europa delle banche anche nell'Europa dei popoli. Tant'è vero che oggi Matteo Salvini è stato sottile sulla questione anche degli sbarchi e dell'immigrazione. Vogliamo gestire l'immigrazione come la gestisce la Spagna o l'Ungheria o la Germania, ossia accoglienza quasi zero. È una sottilezza che va, una provocazione, una sottilezza che va accolta, a mio avviso, con la ridistribuzione in caso di sbarchi. È stato molto, molto chiaro. Questo non deve essere più un problema solo come è successo prima italiano, ma deve essere europeo, e porteremo questa nostra volontà sui tavoli europei. Poi io credo nei giuramenti e credo nella parola data. Quando ci sarà il giuramento dei ministri e del governo, Draghi giurerà fedeltà alla Repubblica Italiana, poi lo metteremo come Prodi alla prova. Lo so, però vediamo quello che succede. Noi non eravamo nel governo Prodi, vediamo che succede. Io certamente, come tutti i leghisti, saremo, come dicevamo, delle sentinelle, se entreremo a far parte di questo governo affinché vengano tutelati i diritti dei cittadini italiani. È una partita, ce la stiamo giocando, poi lo sappiamo come funziona la politica, vediamo quello che accadrà. Io credo che dovremmo essere giudicati a breve su come agiremo e su come ci comporteremo. Vediamo quello che accadrà. Noi abbiamo dato la disponibilità per far rinascere l'Italia, vediamo se gli altri sono disponibili a far rinascere quest'Italia o continueranno con politiche non condivisibili, ma il concetto è chiaro, cioè è stato chiaro. Non credo che la Lega si stia snaturando, anzi forse stiamo dimostrando ancora più coraggio, perché vi assicuro che era più facile stare in opposizione e urlare, oppure fare come i lupi, urlare alla luna, ma la luna è ferma e non si smuove. Quindi noi vorremmo smuovere il sistema a favore del popolo italiano. Ora vediamo come io credo saremo in grado di fare o meno. William, allora ci vediamo giovedì mattina alle 9 in piazza Montecitorio? Sì, che io tra l'altro, sì, io ci sono, guarda, io vi lascio perché ho una, come si dice, una zoomata, alle 20 sono in zoom con degli imprenditori del territorio, perché qui sono giorni che stiamo facendo riunioni su riunioni con imprenditori, con associazioni, con sindacati, perché vogliamo anche il vostro contributo, vogliamo dei suggerimenti. Io oggi per esempio ho incontrato pure i sindacalisti del settore dei lavoratori navigator, che a breve scatterà il loro contratto, non sanno che fine faranno. È una situazione veramente, ve lo dico, imbarazzante sotto tutti gli aspetti possibili e immaginabili nel quello che riguarda per dare risposte al mondo del lavoro. Io veramente William, ci stiamo mettendo in gioco. Ma una promessa ce la fai? Sì. Da Lega, ma ci prometti che Gualtieri e Di Maio in questo governo non ci saranno? O almeno Questa non la posso mantenere io, perché vi assicuro, se avessi questo potere vi darei un'informazione che... E non sei più il William di una volta, però. Ma sei diventato un vecchio anche tu. No, ma non ho il potere di decidere chi farà meno il ministro. Io avevo sentito che avevano proposto il tuo nome come ministro del trasporto aereo, visto la tua competenza nel settore.
Poveri Italia, le vecchie ministro non lo vedo bene. Perché invece? per quest'Italia non sono allo stesso. Almeno vorrei fare ancora qualche altro mandato per fare più esperienza, perché veramente adesso, a parte le battute, non voglio sminuire la mia figura, ma per gestire l'Italia ad alti livelli ci vuole esperienza, ci vuole competenza, che io sto sotto l'aspetto parlamentare acquisendo ora, quindi non mi sentirei, a parte l'ego personale, non mi sentirei oggi in grado di fare di ricoprire ruoli di governo. Ci vuole veramente grande serietà, che ho, però ancora alcune competenze, magari fra qualche anno sì, perché no? Vabbè. Fra qualche anno sì. Allora restiamo in attesa fiduciosa, va bene? Restiamo in attesa fiduciosi. Noi ci vediamo giovedì, poi non prendere impegni, perché mi dicono che stai a pranzo con me, mi dicono. Va bene, ok, molto volentieri. Mi dicono, non so chi, ma mi dicono. Va bene. Dai, allora Ciao, a ragazzi. giovedì. Ciao ragazzi, buona fortuna a tutti. Grazie. E anche a noi che ne abbiamo veramente bisogno di fortuna e del vostro supporto, veramente. Non è anche per noi facile, ve lo assicuro. Grazie William De Vecchis della Lega di Fiumicino. Grazie a voi. Grazie, Ciao. pubblicità, Ciao. torniamo subito. Stai ascoltando RPL. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19:30. Solo su RPL, la tua radio. Ascoltate Giovanni Polli per sempre. Ritorniamo Spazio Più, RPL, professionisti imprenditori uniti. Allora, chi vi parla, vostro sparacazzate preferito Federico, a fianco a me Mimo Magnetta e Carlo Persano, che è il nostro graditissimo ospite, scrittore, conferenziere, imprenditore. Basta. Sì. Clerico no, stavo quasi... No, ok. No, qua scherziamo, ridiamo per non piangere. Bene, allora siamo tornati. Avremmo talmente tante cose da discutere che non sapevo nemmeno da dove prendere il filo, però tuttavia, per chiunque abbia qualcosa, voglia dire qualcosa, rammento il numero della trasmissione, che è rigorosamente in diretta, lo 0266 203529, ripeto 0266 203529. Magari se c'è qualche comandante in giro che ci vuole chiamare, si segni il numero e ci chiami. E tu hai capito chi sei, hai capito, amico mio? Prego. Dunque, Carlo Persano, noi abbiamo fatto diverse volte vari ragionamenti su quello che è la situazione appunto degli imprenditori, su quello che è soprattutto il commercio verso l'estero, ma gli imprenditori italiani riescono ancora appunto a esportare all'estero, hanno degli spazi, oppure con questa pandemia si sono ritrovati anche soffocati o varie strade sbarrate dalla concorrenza germanica, Allora, per dire, o cinese? Vorrei fare una piccola precisazione sulla pandemia. Cioè, la situazione dell'Italia non è dovuta solo alla pandemia. Credo che questo l'abbiano capito tutti Anche alla quanti. sfiga? Alla sfiga o all'incapacità? Non lo so, perché gli altri paesi europei, gli Stati Uniti, non hanno perso il PIL che abbiamo perso noi con quest'anno di governo qua. Beh, dicono che la Spagna, che ha un bellissimo governo social comunista, è riuscita a fare addirittura peggio dell'Italia, almeno così dicono. Sì, ecco, giusto quelli, ma se guardiamo i vituperati Stati Uniti di Trump, perderanno il 4% di PIL. Quindi noi più del doppio, quindi c'è qualcosa di differente, no? C'era già qualcosa che evidentemente covava. Quindi se oggi si tenterà un rilancio delle imprese italiane, vedremo come, perché secondo me la leva fiscale è importante, ma non è l'unica che può aiutare
il cosiddetto sistema Italia. Io dico questo, cioè io ho la fortuna di vivere a Milano, e Milano, come sappiamo tutti, è una zona dell'Italia che normalmente ha il doppio del PIL italiano, perché c'è tutta una serie di situazioni favorevoli, ne dico una per tutte, cioè ci sono delle università che sfornano degli ottimi studenti, degli ottimi laureati, tutti i ragazzi conoscono le leggi dell'informatica, moltissima gente parla le lingue, parla l'inglese e le altre lingue, quindi noi qui viviamo in una zona, mi ci metto io compreso, dove la gente è capace di prendere su la valigetta e andare in giro per il mondo a tentare di vendere il prodotto italiano. Questo, diciamo, fa parte del tipo umano che non si rassegna mai e che va anche in capo al mondo a cercarsi le cose. Detto ciò, voglio dire, non è che uno deve essere sempre costretto a lavorare in queste condizioni tirandosi il collo, perché oggi la situazione è questa, i guadagni sono molto ridotti, un certo tipo di consumi, uno per tutti, lo sappiamo, quello del turismo, che però vale il 13% del PIL italiano, non è che vale zero, sono crollati, quindi sappiamo tutte le situazioni di queste categorie, e io sono molto curioso di vedere Draghi che provvedimenti prenderà. Si sente parlare già delle infrastrutture, di tutti questi miliardi fermi. Vediamo se è arrivato finalmente uno che li sa spendere questi soldi, dopo che per un anno e mezzo abbiamo sentito dire solo no nei confronti di queste cose. Quei 100 e passa miliardi che ci sono nelle infrastrutture vogliono dire tanti posti di lavoro per le persone, che poi prenderanno una remunerazione e potranno spenderla. È chiaro, molte economie, diciamo una parola grossa, con un modello di tipo keynesiano come questo, sono ripartite da una situazione così. Draghi dice che non farà come Monti, che ha tutta un'altra predisposizione oggi, pur essendo stato uno dei suggeritori di Monti a suo tempo. L'artefice anche del piano Grecia, tra l'altro. Infatti qua è la vera domanda: perché stiamo dando una cambiale in bianco? Anzi, più che in bianco, stiamo dando a cambiare con tutti i soldi, con tutto il nostro avvenire di fiducia enorme a questo uomo, a questo signore chiamato Mario Draghi. Facciamo anche una veloce biografia: un simpatico ragazzo di Roma, di origini veneto-sannite, perché la mamma è della provincia di Benevento, il papà purtroppo morti entrambi per incidente stradale quando Mario Draghi era 12-13 anni. Avellino, sì. Studente preciso, perfetto, scuola dai gesuiti, un buon cattolico, amorevole padre di famiglia, poi una straordinaria fortuna, il pupillo di Guido Carli, ex governatore della Banca d'Italia, uno degli artefici dell'Italia nell'euro, e poi insomma dirigente del Tesoro, anche lui carriera in Banca d'Italia, diventa anche lui il tesoriere di Banca d'Italia, se non erro così si chiama, e poi presidente della Banca Centrale Europea. Possiamo dire un uomo baciato dalla fortuna e dalla capacità. C'è la sua firma su tutte le banconote, tra l'altro. Ogni italiano, no, non solo ogni italiano, ogni europeo che possiede appunto 5 euro trova appunto la firma di Draghi. A me mi sono rimasti 5 euro nel portafoglio. Ecco, queste sono battute ogni... Quanti soldi ci fanno a rimanere nel portafoglio? Quest'uomo non farà la carne di porco? Perché il sospetto, cioè quello che dice la base dei professionisti imprenditori uniti, gli ambulanti dicono: siamo passati dalla padella alla brace, mo sono chezzi ameri, come direbbe Lino Banfi, sono chezzi per diabetici. Allora, però guardiamo, io ho appena detto nella mia domanda precedente che sicuramente l'Europa
all'Italia ha fatto più danno che vantaggio. Questo è un dato certo. Neanche solo per l'euro, anche i famosi accordi commerciali che hanno distrutto il mercato comune, l'Europa non è più un mercato comune, accettati da tutti i governi che si sono susseguiti dal 1983-85 in poi, hanno fatto dei danni enormi. Draghi ha molte colpe sulla coscienza, questo è vero, perché non solo quelle che guardano alle congiure tipo il Britannia, però già il fatto che di essere entrati nell'euro senza aver tentato di monetizzare una parte del debito italiano, quindi di ridurlo, già quella è stata una colpa. La questione di aver guardato male, mettiamola così, l'operazione dell'acquisto della banca Anton Veneta da parte di MPS, un'altra colpa. Cioè, è vero, ha accumulato una serie di record negativi, però io una cosa positiva devo ammetterla su Draghi. Draghi a un certo punto ha creato un meccanismo all'interno della BCE, quindi nella sua ultima esperienza, in base al quale il debito che l'Italia, tutti quanti, ma anche l'Italia, ha maturato nei confronti della BCE non ha la scadenza. Allora, scusate, abbiamo una regola qua su RPL che gli ascoltatori sono i nostri editori, quindi appena abbiamo una chiamata diamo subito la linea, quindi buonasera, chi è e da dove chiama? E niente, mi dispiace, vabbè, chiunque voglia chiamare rammento lo 02 6620 3529. Quindi sì, stavo dicendo, quindi se vogliamo guardare tutto quanto, ha fatto anche una cosa molto positiva nei confronti di tutti, ma comunque anche nei confronti. Quindi è cambiato il ragazzo, cioè chi nasce quadrato non muore tondo, come dicono a Roma, che visto che prima di dire che è cambiato, stiamo a guardare, stiamo a vedere, già secondo me si capirà tanto dalla lista dei ministri che nominerà, perché tu hai citato certi personaggi. Beh, Gualtieri si è distinto per incapacità in economia, non detto da me, ma detto da tantissima persone, gente economisti, soprattutto molto più preparati del sottoscritto. Ricordiamo che Gualtieri è un professore di filosofia e di storia, se non erro. Sì, che si è anche trovato... Ciampi era un professore di lettere e comunque... Però Ciampi aveva Banca d'Italia, sì, forse. Però... Lui ci ha portato insieme a Prodi nell'euro. Ecco, lui, quindi grazie. Lui, Prodi e Draghi sono stati i tre. Allora, Carlo, abbiamo recuperato il nostro ascoltatore, gli diamo subito la linea. Buonasera, chi è e da dove chiama? Buonasera. Pronto? Prego. Sì, grazie, sono Vittorio, parlo dalla Sicilia. Prego. Volevo fare un passo indietro, se me lo permettete, vi seguo con piacere, assolutamente. Volevo un passo indietro quando si è parlato delle foibe in Tito, Jugoslavia, e i massacri che hanno fatto agli italiani. Volevo precisare una cosa, i colpevoli di questa cosa, al di là che Tito, giusto? Colpevoli di queste cose, sono quelle ex PC, quale attraverso il segretario, quello che si vendeva agli italiani, hanno fatto uccidere una marea di italiani in Russia, il signor Togliatti, va bene, disse praticamente al Partito Comunista Italiano che siccome sono stati in conflitto tra Tito e Stalin, perché Stalin voleva invadere la Jugoslavia e Tito si è rifiutato. Allora loro hanno scritto sull'Unità, quindi c'è un giornale preciso sull'Unità dove dice che Tito era servo degli americani. Lui per vendetta, il signor Tito, cominciò a massacrare gli italiani, di cui parecchi erano del Veneto, che si sono spostati quando i nostri italiani hanno perso la guerra, hanno lasciato l'Italia e sono ritornati ad Ancona e via di seguito. Quindi volevo precisare questo, che i colpevoli delle stragi sono Tito, senza dubbio, però il signor Togliatti con tutto il Partito Comunista che ha lanciato questo, e vi faccio vedere se sono servo degli americani oppure no. Io questo volevo precisare. Vi ringrazio
e scusatemi. Grazie a te carissimo. Lei si può ricordare quell'odioso episodio alla stazione di Bologna, vero? Sì, però Abbiamo subito un'altra dopo. chiamata, evidentemente facciamo audience questa sera, quindi buonasera, chi è, da dove chiama? Sono Dino della provincia di Brescia, ciao Federico, ciao Dino. Il nostro presidentissimo, buonasera anche all'ospite. Avevo chiamato io prima, poi ho interrotto la chiamata perché si sentiva male, poi ero interessato a sentire le notizie molto, molto approfondite e importanti dell'ospite che saluto. Ecco, volevo sapere una semplice notizia, una semplice, diciamo, vostro parere riguardo, perché io non sono un ambulante, seguo spesso le vostre trasmissioni che sono molto interessanti perché ovviamente riguarda il ceto, diciamo, produttivo, ambulanti, piccole industrie, piccoli artigiani, eccetera. E volevo sapere adesso con la nuova situazione cosa si prevede per queste, diciamo, ultimi avvenimenti per queste categorie che sono il fulcro dell'Italia che produce, insomma. Ecco, io vi saluto, un abbraccio e tante belle cose. Ciao. Grazie Dino. Beh, ricordo, faccio un piccolo ricordo agli amici che il PD, che è l'erede del PC, nei suoi uomini, nelle strutture, ancora oggi finanzia tutta una serie di iniziative che negano l'esistenza delle foibe ai centri sociali, che vanno a imbrattare monumenti, e ricordo di una cosa che ha fatto male, una ferita aperta della nostra, e soprattutto di tantissime persone che sono perite per la sola colpa di essere italiani nel luogo, nel momento sbagliato. E poi lascio replicare il nostro ospite. Scusami, sia Presidente Mimmo che... No, però allora, dato che la prima domanda era quella appunto di Vittorio della Sicilia, chiudiamo la parte foibe, ma io dicono che non è stata mai provata la cosa, però è una voce che è girata tra i profughi dell'Istria in maniera così molto persistente. Ci fu un episodio, ma anche nel giornale L'Unità o qualche giornale comunista, perché erano pure orgogliosi di quello che ora Carlo vi spiegherà. Ci fu un episodio in cui un treno di profughi che stava viaggiando verso il sud Italia si dovette fermare alla stazione di Bologna. Naturalmente questa era tutta gente che veniva da giorni e giorni di sofferenze, diciamo anche di scarsa nutrizione, non voglio dire già denutrizione, alla stazione di Bologna le famiglie chiesero di poter acquistare il latte per i bambini. Loro erano stati sconsigliati di sostare a Bologna perché l'atmosfera non era delle migliori. Perché l'atmosfera non era delle migliori? Perché il PC a quei tempi diceva: se tu scappi dalla Jugoslavia, dal socialismo, che è diventata il paradiso, vuol dire che sei una persona malvagia. Quindi queste famiglie, sapendo di questa concezione, di questa, diciamo, persecuzione che poteva aspettarli anche in Italia, passando da Bologna fecero in modo di farsi notare il meno possibile, però chiesero di comprare il latte per i bambini piccoli, e quindi scese una delegazione a comprare dei litri di latte per poter soddisfare questa esigenza. Il sindacato dei ferrovieri trasmise per altoparlante l'allarme che si stava dando questo latte al treno dei profughi fascisti, e arrivarono, riuscirono a bloccare chi aveva comprato il latte e lo stava portando sul treno, e pur di non darlo a quel treno, direi, senza voler sembrare retorico, pur di non darlo a quei bambini, lo buttarono per terra sulle traversine della stazione. Quindi questa era anche l'atmosfera che si respirava a quei tempi. Questa è la dimostrazione a volte che i sindacati, invece di fare il loro dovere, cioè quello di proteggere i deboli, i lavoratori, fanno l'esatto opposto.
fanno anche tutta una serie di convegni che negano che sia accaduto il tutto. Ricordiamo la CGIL, che è il primo, ma anche a qualche Cobas che è orgogliosamente finanziato col PD o con altri soldi, sempre del mondo di sinistra, lo fanno. E ricordiamo tanti sindaci che fanno iniziative che vanno esattamente al contrario, perché anche ricordo il presidente Giorgio Napolitano, una vita nel Partito Comunista Italiano, che fu il primo presidente di sinistra a dire: guardate che là è successa davvero una porcata, noi comunisti abbiamo sbagliato. Se lo dice Giorgio Napolitano, penso che anche tutti voi, anche tu Marco Rizzo incluso, che vai a negare la cosa, puoi farti un giro magari e comprendere. Faccio un consiglio a tutti: andate a Basovizza, ecco, e là forse capite qualcosa, perché rammento che Trieste, Gorizia e Udine, se era per Togliatti, sarebbero state cedute alla Jugoslavia, e fino all'ultimo le truppe jugoslave che occupavano Trieste hanno provato a fare pulizia etnica e a portarsi dietro anche Trieste, con atrocità enormi e vergognose, davvero gente che faceva schifo, mi permetto di dirlo. E quando poi vai a leggere che Luxardo di turno a Zara, mentre veniva sparato, si è abbracciato il titino di turno e se l'è portato negli abissi, capisci il clima davvero, e anche la reazione, la gente che era legata ai posti, perché sono città che sono sempre state italiane, erano città italiane, erano luoghi di chi li abitava, e chi li abitava veniva considerato all'improvviso un nemico, qualcosa da espellere, da abbattere. Precisiamo, visto che hai citato più volte Luxardo, noi beviamo anche la Sambuca Molinari, Cioè, non lo so se la Sambuca Molinari aveva la... No, per dire, però la famiglia Luxardo è la famiglia prima, possiamo dire, di Zara, che era una città meravigliosa, che ora è in Croazia, che ha cancellato completamente l'identità italiana, perché poi le prime cose che facevano i comunisti, gli amici del Partito Comunista Jugoslavo, andavano col piccone a picconare tutti i leoni di San Marco, che testimoniavano l'italianità, la veneticità dei posti della Venezia Giulia, cioè erano terre impregnate di cultura veneta, di cultura italiana. Invece, ecco, per rispondere all'amico Dino di Brescia, cosa verrà fuori? Ecco, noi, popolo delle partite IVA, noi appunto sindacalisti, dediti alla protezione appunto dei lavoratori e soprattutto del lavoro, perché qua bisogna capire una cosa: in questo momento, in questo periodo, noi non dobbiamo tanto pensare a difendere il lavoratore, ma proprio il lavoro, cioè la situazione in cui siamo stati gettati dentro, è veramente una situazione terribile. Giusto appunto prima Carlo Persano ci parlava di quello che è la condizione del commercio appunto estero, di quelle che sono le possibilità appunto che ancora un imprenditore italiano ha. Ecco, noi per esempio... Ma anche un po' di spoiler, ci voleva anche dire un po' quello che secondo lui farà Draghi. Ecco, sapete che i film non si devono spoilerare, cioè non si bisogna dire il finale, però noi invece siamo curiosi di capire. Ora glielo faremo dire. Ecco, io l'unica cosa, visto che appunto stiamo andando anche verso il termine, abbiamo solo 4 minuti, ci dice il regista. Il regista ha contato male di sicuro. Sono 6 minuti. Voglio ricordare l'appuntamento di giovedì mattina a Roma in piazza Montecitorio dalle 9 in poi. Ci sono i colleghi pugliesi, il mitico Savino Montarulli, il mitico Santini Vito alias Vituccio, il nostro fornitore di carte e date, Yes, Vincenzo Todisco Yes, appunto piomberanno su Roma dalla Puglia con intenzioni molto belliche. Loro appunto verranno a Roma per ottenere qualche cosa per gli ambulanti, per ottenere ristori, per ottenere riconoscimenti dignitosi per la categoria degli ambulanti, che in Puglia viene maltrattata ancora di più di tutti gli altri pugliesi che stanno appunto nelle altre regioni italiane. Ripeto, ci sono stati dei sindacati in passato che hanno fatto delle emerite porcate. E ancora oggi qualcuno appunto si dedica a negare la storia, l'evidenza della storia, l'evidenza dei fatti. Grazie a Dio esistono ancora pochi sindacati, esistono ancora alcune persone che fanno appunto dell'impegno nella difesa del lavoro, dei lavoratori, soprattutto dei deboli, ne fanno una ragione di vita. Perciò io vi invito appunto a calare anche voi o a salire, a seconda di dove vi trovate come latitudine geografica, sulla capitale, perché tutti quanti ci dobbiamo ritrovare, dobbiamo appunto chiedere
precisamente al governo le garanzie per poter ritornare a vivere del nostro lavoro. Cioè noi non vogliamo soldi, non vogliamo niente, ma noi vogliamo tornare a lavorare. È una cosa vergognosa, per esempio, che ancora oggi ci siano i ristoratori, che sono quelli che sono stati maggiormente massacrati, che possono vendere, cucinare, vendere e somministrare i loro cibi, le loro bevande a pranzo e non a cena. Cioè ci stanno portando veramente, addirittura ci vogliono condizionare, addirittura a costringerci a mangiare una volta solo al giorno, solo a mezzogiorno. E ripeto, perciò appunto ci sono categorie che sono veramente in sofferenza e lo Stato, il governo, lo Stato insomma deve fare quello che è nel suo dovere, appunto di ridare dignità e fiducia e speranza appunto e lavoro alla gente. Ora appunto tu stavi... No, tu hai detto secondo me la grande verità è quello che è la linea guida, perché per carità è giusta la cassa integrazione, sono giusti i bonus alle varie categorie, però se non si genera il lavoro, quei bonus non è che li puoi dare a vita. Se non salvaguardi il lavoro, i bonus prima o poi finiscono. Invece se si protegge il lavoro, come giustamente dicevi tu, ma non solo la grande industria come hanno sempre fatto o tentavano di fare, proprio anche le ditte individuali vanno protette, perché quelle, se conserveranno il lavoro, sapranno dare il lavoro a 1 o a 2 dipendenti che poi fanno quei milioni che rischiano di essere espulsi dal ciclo diciamo remunerativo, quindi non saranno in grado di spendere soldi, eccetera eccetera eccetera. Bene, grazie Carlo Persano, ti avremo ancora con noi in questo spazio più. Assolutamente, perché alla fine lo spoiler non ce l'ha fatto, quindi se volete sapere qualcosa vi rinvitiamo. No, io una cosa la lascio come domanda. Cosa succederà dei risparmi degli italiani? Perché i tedeschi e in parte i francesi è anni che sbavano su quei risparmi, che vogliono che gli italiani abbiano meno risparmi di loro. Allora la mia domanda, e la domanda che mi faccio per Draghi, è: cosa succederà di quei risparmi lì? Io ti risponderei alla Totò: italiani, ritirate tutti i soldi e magnateveli tutti, spendeteveli tutti in sesso, droga e rock and roll, no? Ecco, sì, è meglio spenderli. Grazie a tutti per l'ascolto, ci troviamo martedì prossimo 19:30 sempre qua, Professionisti Imprenditori Uniti, spazio PIU RPL, prima i rettiliani. Ciao. Avete ascoltato Spazio PIU.